Gianvito, ripercorriamo la tua carriera proprio dagli inizi. Tu hai iniziato prestissimo a lavorare in scuderia, hai sempre avuto questa grandissima passione per i cavalli, ma com'è stato proprio l'approccio? Niente, l'approccio è, come hai detto te, la passione per gli animali in generale, poi questa divinazione per i cavalli in particolare mi ha spinto a entrare in questo mondo che, ahimè, croce e delizia. Se dovessi tornare indietro, secondo me rifarei lo stesso percorso. E tutto nasce dalle marinate a scuola per andare nei maneggi del circondario proprio per stare sempre con i cavalli. La tua attività è iniziata in Puglia, perché ricordiamo sei pugliese, poi ti sei trasferito qua al nord. Sono arrivato nel 96 e sono approdato da Giancarlo e Lorenzo Baldi. Ho fatto un'annata con loro, nel mezzo ho fatto anche uno stage negli Stati Uniti da Allen, che quel periodo là aveva una collaborazione in Italia con Giancarlo appunto e Lorenzo, e ho fatto uno stage lì di 3-4 mesi, adesso non ricordo bene, poi sono tornato, sono stato un altro anno di nuovo con loro, sempre con Giancarlo e Lorenzo. Ho imparato parecchie cose che ero con gente valida e poi secondo me questo è un ambiente che c'è da imparare da tutti, da quelli più bravi a quelli meno bravi, perché uno può sapere qualcosa che non c'ha l'altro, quindi sta a te riuscire a captare i segreti di questo o quell'altro allenatore o di questo o quell'altro guidatore. Quindi in America sì, ho imparato tanto, soprattutto il metodo di allenamento per i puledri, perché lì sono molto avanti per questo, perché loro corrono fino a 3 anni e quindi ho imparato questo. È chiaro che in Italia le cose sono un po' diverse, però sai, comunque è stato un bagaglio, abbiamo ingrandito il bagaglio. Ho fatto un altro anno e qualcosa, un poco più di un anno in Svezia anche, che era il 2012, quando gli anni che qui eravamo un po' in crisi. E professionalmente mi sono tolto qualche soddisfazione anche lì, perché ho vinto 2 o 3 corse anche lì, però è un mondo un po' difficile da riuscire a emergere, perché lì sono molto patriottici. Nella tua carriera chi sono state le persone più importanti per te e anche quelle da cui hai appreso forse di più? Ma guarda, in primis non posso non nominare Castellani. Castellani è stato, a parte che è stato il mio mentore, e poi è stato come un secondo padre, perché essendo andato via di casa molto giovane, come dicevamo prima, e con lui ho avuto una collaborazione di 7-8 anni, e quindi lui è stata una persona molto importante per me, e sotto l'aspetto professionale e sotto l'aspetto umano. E un'altra persona che ci tengo tanto a ricordare, che mi ha insegnato tanto anche lui, che purtroppo non c'è più, è anche Carlo Rossi. Com'è stato il tuo percorso da allievo a professionista e anche qualche vittoria e anche qualche partecipazione nei Gran Premi? Ho avuto la fortuna di lavorare giusto appunto per tutti questi buoni allenatori, ho guidato per Jordan, ho guidato per Carlo Rossi, per Castellani, per Christopherson e per gli stessi Baldi, sono stati degli anni diciamo abbastanza proficui. I Gran Premi ne ho partecipato non tantissimi, e ricordo molto piacere, come hai appena detto te, il secondo posto nel Continentale Fili con Top Model OK, e poi i 2 terzi in batteria finale in una corsa di gruppo 1 a Montegiorgio nel Palio dei Comuni, poi c'è un terzo posto in uno Giorgio Jäger a Trieste con Est West, poi c'è un quinto, non mi ricordo, forse a Montecatini. Comunque le partecipazioni non sono state tante, quelle che sono state qualche piazzamento l'abbiamo preso. Ne parlavi anche qualche giorno fa di una vittoria che avevi conquistato qua, mi sembra nel 2004, in occasione della serata del campionato europeo. Quella è stata la vittoria che ho più nel cuore, perché era la giornata del campionato europeo e quell'anno correva Fanny Doll.
quindi credo che sia 2003-2004, e vinsi un centrale, sì, era una categoria B con Urmo, che Urmo è sempre stato il beniamino del parterre sia di Cesena che di Bologna, quindi era un cavallo amatissimo da tutti, che era tutto cuore. Ti chiedo com'è il tuo approccio, soprattutto in pista, come sei? In pista sono sempre stato un sanguigno, sono sempre stato non un calcolatore, ecco, diciamo che andavo in pista sempre per vincere. Infatti per me il Polo di Bologna ero odiato e ammirato. Per alcuni ero odiato perché scombinavo sempre i piani di tutti delle corse, per altri mi amavano proprio per questo fatto qua, che ero deciso, che non facevo mai le corse prima, o nel senso non studiavo mai, quindi andavo sempre per le mie. A tuo parere, quali sono gli aspetti fondamentali per emergere in questo sport? L'umiltà in primis, e tanta fortuna, avere un buon rapporto con i colleghi, con gli allenatori, e le public relation, avere qualcuno, magari qualcuno dietro che spinge per te, e queste secondo me sono le cose fondamentali. Alcuni cavalli, magari ne scegliamo due che più di tutti per te sono stati particolarmente importanti, oppure hanno significato qualcosa in un determinato momento della tua vita? Facciamo 3. Uno è Urmo, per il fatto che mi lega tanto a Castellani. L'altro è Contratto, perché mi lega a Carlo Rossi, che Contratto è un altro cavallo che ho vinto un sacco di corse, un sacco di centrali. E poi non posso non menzionare la Beniamina di Scuderia, che tuttora ancora gareggia e da sempre anima e cuore, Rugiada SMS, che è quella che mi ha fatto prendere il primo piazzamento in corsa di gruppo 1.